Sicuramente è mancato un pizzico di fortuna, credo. Abbiamo creato tanto come ci capita dalla prima giornata del campionato, non siamo stati bravi a chiuderla, poi credo sull'unico tiro in porta degli avversari, sul calcio piazzato abbiamo perso la marcatura e abbiamo preso gol, però non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi, anche perché ho visto grande voglia di trovare la vittoria fino alla fine. Ti ripeto, la sorte non è stata dalla nostra parte, però il campionato non era finito alla nona giornata, non è finito nemmeno oggi, quindi per noi il percorso continua. È chiaro che un pareggio in casa per una squadra che ambisce alla vittoria finale non è mai un buon risultato, però andiamo avanti, guardiamo avanti, già la prossima settimana affrontiamo una partita difficile e cominceremo a prepararla già da martedì. Ti ripeto, è chiaro che dobbiamo migliorare la fase realizzativa, dobbiamo migliorare sicuramente sotto l'aspetto tecnico, perché nel primo tempo abbiamo perso 12 palloni nella nostra metà campo e sono tanti. È una partita difficile, d'altronde sapevamo la forza di questa corazzata che insomma non devo presentarla di certo io. Noi fra l'altro arrivavamo con delle assenze pesantissime perché due dei nostri giocatori più importanti non c'erano e ho chiesto ai ragazzi di fare una partita molto attenta, molto accorta, cercando di curare i dettagli, perché sappiamo che l'Akragas può fare male in qualsiasi modo, e devo dire che i ragazzi sono stati veramente formidabili oggi. Non abbiamo mai quest'anno fatto una prestazione che fa parte delle mie squadre, e quest'anno non avevamo fatto mai una prestazione di questo tipo. Alla minima difficoltà ci eravamo sempre disuniti. Oggi contro una squadra formidabile che secondo me vincerà il campionato, i ragazzi mi hanno dato una grande dimostrazione. Quindi non è il punto, ma è come è arrivato il punto.